C'entro anch'io. Bentrovati ad un nuovo appuntamento con C'entro Anch'io speciale Vini Bresciani, il nostro programma che nella sua semplicità vuole raccontare la bellezza, la bontà dei nostri vini, e lo facciamo con, anche oggi, Davide Lazzari. Tu Davide, buongiorno a tutti. Perché tu ne sai tanto. Che tipo sei tu in compagnia, Davide? Beh, io faccio le degustazioni del vino, le faccio, poi ovviamente il vino aiuta un po' l'allegria, basta mio denta stretto, quindi cioè restare entro un certo limite, perché altrimenti poi il vino va bevuto con la testa. Va bene, ne parliamo in modo come sempre autorevole, ma anche un po' simpatico. Allora, protagonista della puntata di oggi è il Cellatica, perché pure Cellatica c'ha il Cellatica DOC. Esatto, Cellatica DOC, che potrebbe essere o no una delle più piccole denominazioni della nostra provincia, poco conosciuto sicuramente, molto vicino alla città di Brescia. Sappi che sono due comuni in cui si può produrre Cellatica DOC, che sono Cellatica e Gussago, ovviamente vicini, tanto a ridosso della città. Ma tu conosci la DOC Cellatica? Ad esempio fanno bianchi, rossi, spumanti, quei vini fanno il Cellatica. Perché non faranno i vini che devono fare? Quelli buoni? Quelli buoni sicuramente, perché i bresciani sono sempre bravi. Laura e fai VB gli ebrai bresciani. Però ad esempio Cellatica produce bianchi, rossi, spumanti. Bianchi, rossi, spumanti? Non lo so, rosso non lo so, ma io mi informo. Ok, e potrebbe essere una delle più piccole. Dai, ti do tre alternative sulla più piccola denominazione della provincia. Potrebbe essere Cellatica DOC, appunto, Botticino DOC o Borgo Satollo DOC. Beh, non so grandi tutti, quindi vabbè, dai, mi informo e poi torno. Va bene, ti aspetto qua. Non toccare roba qui. No, sto fermo. Siamo qui anche oggi in piazza della Loggia, caro Davide, per sottoporre il nostro Alessandro. Sì, ciao Alessandro, grazie al tuo quiz sul vino. Dico tuo perché metti in difficoltà pure me con queste cose dei vini. Tu Alessandro, allora dici un po' che fai nella vita, di dove sei? Sono fotografo. Bello. E fotografo, che fotografie fai? Così proprio la professione è fotografo? Matrimoni principalmente, e vabbè, adesso mi sono ambientato un po' nell'ambiente di cosplay. Ma dai, particolare, sì. Hai capito Alessandro? Poi al matrimonio mi racconterai che fanno i fotografi, hai matrimonio? Poi. E tu che rapporto hai col vino? No, a parte magari quando vai ai matrimoni al lavoro, bevi, non bevi, cioè responsabilmente con amici, allora, che fa? Non sono uno da vino, purtroppo, sono uno più da birra, devo dirlo. Il birrozzo con gli amici? Sì, purtroppo sì. Allora, senti un po', si sono due domandine sul Cellatica, ok? Ok. E tu hai detto che sei di Cellatica. Guarda, si parla proprio della tua zona. Allora, qual è secondo te la più piccola denominazione vinicola della provincia di Brescia? È il Cellatica DOC, il Botticino DOC o il Borgo Satollo DOC? Cellatica probabilmente. Tu dici Cellatica il tuo? Sì, per le dimensioni potrebbe essere. Questo è quello che dice. Quali vini produce la DOC Cellatica? Spumanti, bianchi o rossi? Spumanti. Spumanti? Sì, vado sicuro sugli spumanti. Mi raccomando che poi a Cellatica te vedo. Una figurazza devastante. Vabbè, queste sono le risposte del nostro amico Ale, fotografo. Mo torniamo da te. Ciao Ale, grazie. Ciao, grazie. Alessandro fotografo, pietà per lui che fa il fotografo, quindi non è che deve essere per forza autorizzato a saperne tutto di vini. È stato bravo Davide. Allora, per essere un abitante di Cellatica, io farei un colpo di telefono al sindaco di Cellatica e inizierei a togliergli la cittadinanza. Ale, non è vero. Prima la togliamo a lui, tranquillo. Sei stato gentilissimo. C'è possibilità di recupero. Che ha sbagliato? Allora, Cellatica DOC, ha indovinato, è la più piccola denominazione della provincia di Brescia, perché oggi solo 2 o 3 ettari sono coltivati a Cellatica DOC, quindi microscopica. Tanto per inciso, Borgo Satollo DOC non esiste neanche, era così messa lì di traverso, perché magari qualcuno si immaginava. Il Botticino DOC? Sì, il Botticino DOC dobbiamo parlarne assolutamente anche di quello. Prossime puntate. Mentre invece non è ammessa la produzione di vini spumanti e bianchi in Cellatica DOC, ma solo vini rossi, perché a Cellatica si può produrre Franciacorta, quindi se tu vuoi fare uno spumante puoi chiamarlo Franciacorta, ma se devi fare un rosso fermo puoi usare il nome Cellatica DOC.
DOC. Hai capito, quindi lo spumante non esiste, non si No, fa, non si esiste può. lo Capito, spumante. capito, anche oggi abbiamo imparato tante cose belle dal nostro Davide. E prima di salutarci impariamo anche un'altra cosa, qualcosa in dialetto bresciano legato al mondo della vite e del vino. Che cosa? In campagna, Sì. in vigna, la parola più utilizzata è Mader. Mader, Mader, che è Mader. il tralcio, in viticoltura il tralcio è il ramo della vite, e il tralcio fruttifero, cioè quello che genera i frutti ogni anno, quello da curare durante l'inverno nella potatura. Il Mader è come la Mader, cioè la madre da preservare, però ecco, in viticoltura è Mader. Beh, pensavo che bisogna andare dal Madeira a farsi dare i soldi, perché se con la madre no, un'altra cosa. No, bisogna voler bene. Va alla bene, in madre, questo quello è il senso, vabbè, certo, ma figurati se pensavo ad altro. Grazie Davide, grazie a tutti voi, alla prossima, ciao!